costo del carburante, la manutenzione della barca, l'acquisto delle reti, la pesca, che sostiene l'economia di città come Chioggia, da sempre legata a doppio filo alle risorse del mare, è messa sempre più in difficoltà dalla crisi. Le famiglie comprano meno, calano i prezzi, di conseguenza i guadagni per i pescatori. Si esce di notte, si torna al mattino, sperando poi di trovare qualche commerciante all'ingrosso che acquisti cefali, sogliole e branzini. Come va la situazione? Male. Per noi della piccola pesca con le reti le giornate. I costi continuano a aumentare. I costi aumentano e il pesce ce n'è sempre meno. Lei da quanto fa questo lavoro? Da una vita che faccio questo lavoro. E perché si fa ancora? Perché si fa ancora perché abbiamo fame, dove andiamo? I divieti, i giorni di stop forzato, l'incertezza sul futuro rendono difficile la vita quotidiana dei pescatori, anello finale della catena. Molti hanno perso il lavoro in terraferma e salgono in barca, ma non sempre è un affare. 2 bambini e faccio fatica a tirare avanti. Io faccio pescatore, mia moglie lavora anche lei su una cooperativa, ma non ce la facciamo. I conti sono presto fatti, questa barca ha una decina di uomini di equipaggio, spende 260 euro alla settimana di carburante, una cassa di cefali rende pochi euro. Potrebbe andare meglio, il prezzo sono bassi, i prezzi sono. Oggi cosa avete pescato? Cefali, un po' di cefali abbiamo preso, 1000 casse di cefali. Quante? 1000 casse di cefali. E il prezzo è vario sui 4 euro, 3,80 €, 4 euro così, alla cassa. Per i commercianti non va molto meglio, anche se c'è chi non si lamenta. Gli italiani non comprano il pesce per le loro case e così bisogna mandarlo all'estero, magari in altri paesi del Mediterraneo, a costi superiori, certo, ma almeno si fa girare l'economia. Va venduto in Tunisia, quindi l'Italia esporta pesce in Tunisia, pesce povero, quindi i prezzi sono bassi, costa più il trasporto che il prodotto. Come lo spedisce in Tunisia? Io lo spedisco a una ditta italiana che è specializzata in questo tipo di Via camion comunque? Via camion. Intanto, a poche centinaia di metri, i rappresentanti del distretto di pesca del Nord Adriatico, Emilia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, espongono le loro preoccupazioni al dirigente del Ministero. C'è da gestire il rapporto con la Croazia, rispettare l'ambiente, chiedere la cassa integrazione per molti lavoratori e guardare al futuro. Normative comunitarie ovviamente intervengono su specificità che non sono coerenti rispetto ai grandi mari del nord, che quindi con regole completamente diverse. Questo mettono in condizione le attrezzature di non poter pescare storicamente le produzioni che venivano catturate nell'Alto Adriatico, e questo mette in difficoltà in termini reddituali.